Signore e signori, benvenuti alla cerimonia per la 62esima edizione del premio letterario Regione del Veneto Leonilde e Arnaldo Settembrini. È un prestigioso premio dedicato ai racconti e, perché no, anche alla città di Mestre, che diede i natali ad Arnaldo Settembrini, che era un colto commercialista, che era amico anche di tanti scrittori del Novecento e viveva a pochi passi da qui, con la moglie Leonilde, che ci dicono si cimentasse ogni tanto con la scrittura breve. Questa sera siamo qui per scoprire chi sarà il vincitore dell'edizione 2025. Ma vediamo come funziona. La terzina finalista è stata scelta quest'estate dalla giuria tecnica presieduta da Giancarlo Marinelli, che incontreremo a fine serata, da Massimiliano Forza, Simona Nobili, Maria Grazia Tornisiello e Matteo Strucul, che vedremo su questo palco nel corso della cerimonia. Il vincitore, invece, sarà espresso dalla giuria dei 30 lettori, che saluto, e che è composta dagli abbonati del Teatro Toniolo e da aderenti alle associazioni culturali del territorio. Mi risulta che le operazioni di voto siano già chiuse e quindi i giurati hanno votato prima dell'inizio della cerimonia, esprimendo una sola preferenza tra i 3 libri finalisti e tra un po' assisteremo allo spoglio dei voti. Volevo fare un saluto a tutti quelli che rendono possibile questa serata: la Regione del Veneto, il Comune di Venezia, il Teatro Toniolo, Arte Ven, l'Associazione Amici della Musica di Mestre. Un saluto alla famiglia di Arnaldo e Leonilde Settembrini, qui rappresentata da Daniela Nogarin e da Grazia di Marcantonio. Buonasera e benvenuti a coloro che ci stanno seguendo in diretta streaming su Facebook alla pagina di Cultura Veneto. Buonasera. E passiamo ora a conoscere i racconti finalisti. Diamo il benvenuto ai 3 autori che ieri sera magari qualcuno di voi ha già incontrato alla libreria Coop di Piazza Ferretto, dove hanno dialogato con Matteo Strucul. Camilla Costanzo con Tempo al tempo, edito da Mondadori. Francesco Permugnan, I teatri minimi della Valpadana, edito da Quodlibet. E Aurelio Picca con La Gloria, edito da Baldini e Castoldi. Benvenuti e complimenti.
Ora, prima di entrare nel vivo della serata, vorrei salutare tutte le persone e ringraziare tutte le persone che ci stanno aiutando qui stasera. Parlo dei tecnici del suono, degli operatori che stanno lavorando da questa mattina per far sì che questa serata venga esattamente come deve venire. E un ultimo grazie lo voglio fare a Francesco Lopergolo per le multivisioni che ci accompagneranno nel corso della manifestazione. Avete già visto dei video che lui ha firmato, che abbiamo visto e ci stanno avvicinando sempre di più al cuore del premio Settembrini, ma anche ad una figura misteriosa, intrigante, seducente. Uno scrittore in fuga che ci ha lasciato importanti memoir. Vabbè, vorrei ora sul palco, in rappresentanza del Comune di Venezia, l'avvocato Giorgia Pea, consigliera delegata alle attività culturali, cinema e teatro, e Francesca Scatto, presidente della Commissione Cultura della Regione Veneta. Sì, prego, voi. Buonasera a tutti, benvenuti, bentornati al Teatro Toniolo di Mestre e soprattutto bentornati alla cerimonia di premiazione della 62esima edizione del premio letterario promosso dalla Regione del Veneto Leonide e Arnaldo Settembrini. Come diceva prima Jane Alexander, che saluto e ringrazio per l'introduzione e anche per aver riconosciuto che questo è un premio della città per la città. Come ha detto lei, appunto, questa è una cerimonia che vuole premiare dei letterati, degli autori, delle persone, i 3 finalisti che poi prenderanno posto sul palco e che ascolteremo, perché ciascun autore, al di là di quello che scrive, ha sicuramente anche qualcos'altro da dire, e poi leggere un libro conoscendone l'autore lo rende sempre diverso in senso migliore sicuramente. E sono molto felice di essere qui questa sera, vi porto i saluti del sindaco della città di Venezia Luigi Brugnaro e dell'amministrazione comunale di cui io faccio parte. Desidero ringraziare in primis tutti coloro i quali hanno reso possibile la realizzazione di questo premio che si rinnova ogni anno e che dà linfa al mondo della letteratura, al mondo dei libri, al mondo della letteratura, della scrittura, dei racconti, dei romanzi, perché in un'epoca in cui si va molto molto veloci, fermarsi per leggere e prima di noi per scrivere è davvero un gesto quasi eroico e quindi è importante che tutti noi cerchiamo di sostenere ehm, l'editoria, di sostenere gli autori perché rappresentano ancora un qualcosa di molto più umano di tante altre produzioni che a volte vengono anche un po' mistificate dall'intelligenza artificiale. Desidero ringraziare quindi, come sempre, tutte le persone che ci hanno aperto il teatro, i tecnici della luce, del suono, le persone degli uffici del Comune di Venezia, il settore cultura e tutti coloro i quali gravitano attorno al Teatro Toniolo, che ci accoglie sempre con una serie di eventi al di là della stagione di prosa che è iniziata in modo straordinario e che spero vi possa vedere anche voi seduti per una rappresentazione teatrale di quelle che poi quando usciamo siamo sicuramente migliori rispetto a come siamo entrati. Saluto naturalmente le nipoti degli ideatori, dei pensatori di questo premio, le signore Daniela e Grazia, che sono sempre qui presenti e che credo che vivano il ricordo di chi li ha precedute e che ha voluto lasciare qualcosa di molto prezioso per la nostra città, di qualcosa che si rinnova e si fortifica ogni anno a riprova di come la cultura rappresenti uno dei pochi settori nei quali possiamo pensare di avvicinarci di più all'eternità, che è questa grande sconosciuta e che però
tutti noi portiamo dentro di noi. Poi non posso non ringraziare ovviamente Giancarlo Marinelli, questa sera in triplice veste di regista, di presidente della giuria tecnica e anche di direttore di Arteven, questo straordinario distributore che collabora in tutto il Veneto con tutte le amministrazioni, con tutti i teatri per lo spettacolo dal vivo che rappresenta qualcosa di preziosissimo, e l'abbiamo capito durante il Covid quando non potevamo andare noi a teatro, e con Arteven, grazie a una bellissima intuizione di Pier Andrea Donin, il teatro è entrato nelle case delle persone. Però ora che siamo liberi e che possiamo uscire, il mio invito è sempre quello di vincere la pigrizia, di vincere la stanchezza, di vincere anche le intemperie dell'inverno e della stagione insomma un po' più rigida, per venire a teatro a incontrarci o anche da soli per fruire degli spettacoli teatrali. Desidero ringraziare ovviamente gli abbonati del Teatro del Toniolo, che sostengono questa attività culturale assieme al Comune di Venezia e che sono anche parte della giuria. Oltre alle associazioni culturali, in particolare non me ne vogliano gli altri, gli Amici della Musica di Mestre, che rappresenta un polmone di ossigeno per quanto riguarda l'arte della musica, e con i concerti, con tutte le iniziative che organizzano. Ora mi taccio perché credo che questa serata riserverà a tutti noi delle sorprese e soprattutto anche delle ottime idee da poter tenere dentro di noi. Grazie ancora a tutti e buona serata. Buonasera, io vi porto il saluto della Regione del Veneto come presidente della sesta commissione, della commissione che si occupa di cultura e non solo, ma questa sera in modo particolare della cultura. Allora, io non vi vedo perché sono letteralmente accecata, però c'è una cosa meravigliosa: vi sento. Sento i vostri cuori, sento che essere qui, e mi rivolgo alle rappresentanti della famiglia Settembrini, essere qui ha un grande significato. Essere qui ancora dopo 62 anni, tra l'altro la mia età. Non vorrei che qualcuno pensasse che si tratta di una semplice, come dire, tradizione, a meno che il concetto di tradizione non lo prendiamo da quello di Mahler, secondo cui la tradizione non era certo costituita dal culto delle ceneri, ma dalla custodia del fuoco. Quel fuoco che ci deve ricordare l'importanza della cultura, l'importanza della scrittura, l'importanza di un libro. L'importanza di un libro, io dico anche, e per me è sempre stato così anche fin da piccola, toccare le pagine, sentire l'odore della carta, soffermarci davanti alle immagini, quindi fermarci a pensare, cosa che oggi magari non ci viene molto facile, non per colpa nostra, ma perché siamo il frutto della stagione che stiamo vivendo, siamo sempre di fretta, non guardiamo più magari come succedeva una volta a quegli ideali fatti di sentimento, fatti di famiglia, fatti di amicizia, in una parola, fatti di quella cura di cui oggi la cultura deve essere portatrice. Una cultura che cura, perché la cultura cura, e questo è un dato di fatto. La cultura cura e sicuramente ci rende migliori. È una veramente grande soddisfazione sapere poi che questo premio è frutto del lavoro delle associazioni culturali e degli abbonati
del Teatro Toniolo. Che cosa significa questo? Significa che questo premio appartiene alla città di Mestre e l'hanno costituito e lo portano avanti proprio i cittadini. Vuol dire che la cultura è un qualche cosa che deve partire dal basso e che deve coinvolgere tutti. Ecco, io credo che questa sia veramente, di questo premio, una grande testimonianza per tutto il mondo culturale, sicuramente veneziano, sicuramente di tutta la regione Veneto. E lasciatemi ringraziare anche tutti i tecnici dell'Ufficio Cultura che costantemente lavorano per migliorare questo che è uno dei pilastri fondamentali della nostra regione. Grazie. Grazie. Elena scese dalla poltrona, si inginocchiò di fianco alla madre e poggiò la testa sulla sua gamba nuda. Con il dito cominciò a percorrere le strade tortuose delle vene. Erano tanti fiumi verdi e blu e con il polpastrello lei seguiva le anse, gli affluenti, i piccoli torrenti. La madre prese ad accarezzarle i capelli. Mentre la mano andava e veniva sulla sua testa, si mise a cantare una canzone, una specie di nenia popolare che Elena aveva già sentito da piccola. Era una canzone straziante che parlava di una bambina abbandonata, che poi era cresciuta e ora stringeva al petto la sua piccola appena nata. La guancia si era appiccicata alla pelle della gamba e anche se le dava fastidio, non voleva muoversi. La voce della madre sembrava quella di una ragazzina. Quando cantava tornava quella di un tempo. La voce della madre si affievolì fino ad interrompersi del tutto. Anche la mano con cui la stava carezzando si fermò e ora stava lì, inerme, tra la fronte e la tempia, come una cosa abbandonata. Grazie a Luca Penzo. E ora vorrei chiamare Camilla Costanzo e Maria Grazia Tornisello della giuria tecnica che ci introdurrà a Tempo al Tempo. Camilla? Vieni Camilla. Maria Grazia Tornisello, perfetto, grazie. Grazie, brava. Vieni. Una complessa umanità fatta di personaggi che ci somigliano, con le nostre debolezze, le nostre nevrosi, le nostre stesse paure. Camilla Costanzo ci invita a sederci accanto ai protagonisti delle sue storie, ad ascoltarli, a comprenderne le vicende personali, prendendoci tutto il tempo di cui abbiamo bisogno e che la velocità del mondo oggi ci ha sottratto. Addentriamoci dunque nelle loro vite, osservandole senza giudicarle, e lasciamo che il naturale fluire degli eventi ne sveli le molteplici verità. Pagina dopo pagina, l'intreccio di esistenze si rivela essere come un unico mosaico, una profonda indagine sull'essere umano e sul suo tentativo di dare un senso a ciò che sfugge. Al centro della narrazione c'è uno stallo mentale, un continuo rimuginare sull'accaduto, sui fallimenti, sugli sbagli, e tutto ciò crea una sorta di stasi emotiva che blocca l'esistenza in un limbo e impedisce l'attraversamento del presente. C'è l'assenza, il tormento per una scomparsa improvvisa che non è morte, che non è addio e che lascia dietro di sé un vuoto colmo di mistero e di dolore. C'è il tema della colpa e dell'espiazione, un peso invisibile che viene da lontano, il non riuscire a perdonare se stessi. Questa sofferenza spinge a trovare una via d'uscita. L'unico modo per mettere a tacere il chiacchiericcio implacabile del pensiero risiede nell'azione, nel disincastrare la mente.
Dedicarsi agli ultimi, prendersi cura degli altri, è forse l'unica chiave per riuscire a sbloccare quel tempo interiore ormai cristallizzato. E questo amore a fondo perduto, inteso come dono incondizionato, senza l'aspettativa di ricevere nulla in cambio, altro non è se non una forza motrice salvifica. Solo permettendo alla propria storia di evolvere ci si potrà perdonare. Riempiendo il tempo di significato, i personaggi finalmente trovano la pace interiore, trasformando il passato in una lezione e il futuro in una promessa. Il messaggio finale è di una profonda e concreta speranza, la possibilità che un errore, anche irreparabile, diventi un insegnamento, una freccia in più al nostro arco e qualcosa che accomuna ognuno di noi. Siamo tutti esseri umani, siamo fallibili e impariamo a vivere ogni giorno. La salvezza non risiede nell'eliminazione dell'errore, ma nella trasformazione della nostra risposta ad esso. Allontanati di un passo e guardali insieme. Quello che vedrai ti piacerà, è la tua storia e va bene così. Allora, buonasera a tutti. Per me è un onore, come anche ho detto ad alcuni di voi ieri, essere qui, non solo perché non sono mai arrivata finalista in nulla e quindi questa è la mia prima volta, quindi già questo per me è una vittoria, e poi perché sono finalista con due autori molto più importanti e che hanno molta più esperienza di me. Quindi io non posso altro che dire grazie a voi, al Premio Settembrini, naturalmente a Mondadori e anche ai due autori che nel frattempo sono diventati degli amici, e quindi io non posso altro che ringraziarvi.
E ringraziamo i nostri musicisti, bravissimi, grazie. Volevo fare un saluto, bravi, a Giorgio Pullini, ex presidente del premio, che è il presidente degli Amici della Musica, Giorgio Pullini, e a tutti gli altri. Vorrei adesso chiamare Massimo Zuin, il presidente di Arteven, che è venuto a trovarci e vorrebbe farci un saluto. Grazie Massimo. Grazie mille. Ciao. Vieni. Prego. Ma per me è un onore, vi rubo pochissimo tempo per ringraziare ovviamente la Regione Veneto che per tantissimi anni, 62 come è stato ricordato, sta portando avanti questa iniziativa, per la famiglia Settembrini che, come veniva ricordato prima, appunto ha lasciato qui a Mestre un'area importantissima che in questi anni ha dato tante occasioni di incontro e di socialità e di cultura per tutta la città. Per me Premio Settembrini è qualcosa di personale perché per tanti anni ho lavorato in Regione Veneto e me ne sono anche occupato, e quindi mi pare strano essere qui questa sera sotto altra veste, sotto quella di presidente di Arteven, che segue e collabora con la Regione Veneto alla realizzazione di questa serata. Quindi un ringraziamento particolare anche alla dirigente del settore cultura, agli amici con i quali ho lavorato tanto, Claudia Lucchetta, Daniele Bortolotti, Lucia Vivian, che sono qui questa sera con me, che ho avuto piacere di vedere. Vi voglio solo ricordare un aneddoto personale che ho vissuto durante il premio, quando era presieduto dal maestro Cibotto, e ovviamente erano sempre serate importanti, quelle della conclusione dei lavori della giuria, quindi ci si trovava a Mestre, Villa Settembrini, c'era anche insomma ovviamente grande aspettativa. E ricordo sempre quella serata in cui arrivò il maestro, mi guardò, mi venne incontro e mi disse: Toso, non te me che mandai i libri? Come non ho mandato i libri, maestro? Li ho spediti, non te me che manda niente, mi fa. Panico totale, cominciai a vedere le ricevute per capire se i libri li avevo mandati. Nel frattempo la giuria cominciò a riunirsi, io avevo veramente paura che saltasse tutto, perché mi strizzò l'occhio e cominciò a parlare dei libri come deve essere ovviamente ben presenti. Quindi un momento di panico che si concluse per fortuna in maniera speciale. Quindi ricordo veramente di cuore l'attesa, l'ansia appunto per sapere qual era il vincitore di tantissimi libri che arrivavano a questo premio, quindi che testimonia proprio anche l'importanza di questo premio a livello nazionale, uno di pochissimi, probabilmente l'unico premio che si occupa appunto in questo ambito letterario. Quindi io auguro veramente di cuore che la storia di questo premio continui per tantissimi anni, a ricordo di chi l'ha voluto e di quanti ovviamente collaborano a questa iniziativa, e quindi ringrazio veramente di cuore tutti, Comune di Venezia ovviamente, che è sempre disponibile e collabora con tutte le istituzioni. Mestre rappresenta veramente, parlavo qualche tempo fa con alcune persone da fuori, rappresenta veramente in ambito culturale un unicum regionale. Le iniziative che vengono svolte in questa città non hanno pari in altre città, dall'M9 al Toniolo, quello che fanno gli Amici della Musica, al Candiani, Festival delle Idee, Festival della Politica, una serie di iniziative, ripeto, che non trovano altre realtà simili nella nostra regione. Quindi grazie al sostegno della Regione Veneto, il Comune di Venezia, e Arteven ovviamente fa la sua parte anche in questa città, collaborando alla gestione di questo teatro, ovviamente in partnership con le istituzioni cittadine. Grazie di cuore. Come da accordi tacitamente prestabiliti, anche quest'anno Leandro e Luana, niente cognomi, per carità, la loro tresca vive e prospera nel più assoluto anonimato, si erano dati appuntamento nella città della Ghirlandina. Lui, direttore di uno zoo nel nord Italia, era partito dalla stazione centrale di Milano. Lei, docente di zoologia in un istituto romano di scienze forestali,
era risalita invece dalla capitale, viaggiando nottetempo, sotto falso nome. Anche quest'anno, difatti, i due innamorati, da convinti animalisti quali sono, non avevano voluto mancare alla tradizionale mostra dei piccioni, organizzata dall'Associazione Colombofila Modenese. Dopo aver ammirato diversi esemplari di pavoncelli con la coda a ventaglio, nonché svariate coppie di cappuccini e di bagadesi, Leandro ha voluto donare a Luana un paio di piccioni diamanti mandarino, in segno d'amore e di riconoscenza per la loro relazione extraconiugale prossima ormai a superare la prima decade. Un decennio di fughe e di sotterfugi in cui i due amanti clandestini, diffidando di qualsivoglia strumento tecnologico, dal telefono al computer troppo facili da clonare, si sono sempre scambiati i loro messaggi tramite piccioni viaggiatori altamente efficienti e affidabili, in quanto rigorosamente selezionati dalla Royal Pigeon Racing Association del Regno Unito. Vorrei ringraziare Tiziana Gasparoni, grazie mille. Grazie. E chiamo ora sul palco il secondo dei nostri autori finalisti, Francesco Permunian. Vieni Francesco Permunian, vieni. Grazie. Insieme a Simona Nobili della giuria tecnica che ci presenterà Teatri Minimi della Val Padana. Francesco, devi venire qua, vieni qua. Francesco? No, tu devi stare là. Sì, vieni, ti accompagno io. Andiamo. Ti piace? Sì, ma va. Penso di sì. Va? Prova a parlare. Forse andrà dopo quando Sì, parli. pur- Vai, va. Vi lascio. Accomodatevi al vostro posto riservato in platea. Sorridete affettati agli sconosciuti compagni di palco. Stringetevi in piccionaia e fate la conta. Quante vite abitano i paesaggi indefiniti della Val Padana? Chi si agita entro il perimetro angusto della provincia più nera pittata a festa, mai così opulenta e disperata, fra le chiacchiere e le variopinte trattorie, fra i segreti inconfessabili e l'ipocrisia religiosa? Agenti di commercio, sguattere e regine, ranaioli, doppiatori, preti e suore, nani, clown, eccoli. Eccoli i protagonisti che si accalcano sulle tavole di questo palcoscenico, con entrate rutilanti o in sordina e uscite repentine, che il più delle volte servono loro solo per un cambio d'abito, per farli riapparire poi non più come attori principali, ma come comparse in altre storie. In una scena popolata da caratteri, personaggi stralunati, a volte comici, altri disumani, Francesco Permunian, in Teatri Minimi in Val Padana, rovista fra le debolezze e le ossessioni di uomini e donne, allestendo una rappresentazione conchiusa della commedia umana. 31 drammi e drammetti pubblici e privati, sottotitola l'autore, che nutrono a profusione la provincia pettegola di aneddoti traboccanti in malizia, gaglioffaggine e poesia. Ma sempre corre sotterranea, nel rilievo dato al principio materiale e corporeo della vita in tutte le sue declinazioni, una nervatura malinconica e fragile, una paura bisbigliata piano che si traveste di follia e che fa dei buffoni giullari maschere che non sono scese lungo i gradini oscuri della psiche a cercare le tracce del ricordo e della dimensione, ciascuna, del proprio dramma. E dunque, spetta al lettore, spettatore che dir si voglia, affinare lo sguardo per cogliere nei gesti e nella corporeità, sempre eccessiva anche quando minima, le debolezze e le vanità che affliggono gli umani. E altresì deve farsi attraversare dalle parole e con finezza da orecchio assoluto decifrarne le variazioni, gli scarti, lo stile alto e il vocio popolare, una lingua comunque aspra ed insieme esuberante. Sempre in bilico tra farsa e tragedia, i protagonisti dei racconti sono portati alla ribalta, infatti, da una prosa immune da censura e moralismo,
e occupano brillantemente lo spazio e il tempo concesso alle proprie battute, restituendoci con pienezza l'atmosfera piccola e claustrofobica della provincia. Hai detto tutto tu, c'è tutto quanto. Non posso aggiungere nient'altro se non 2 parole. Il tema è la provincia veneta, ovviamente, essendo io veneto, uno scrittore orgogliosamente veneto, e la memoria, che è la radice che tiene unito ogni mio brano. Tutto si dipana, infatti, tra le ombre del passato mio, della mia generazione e quel popolo che fu il popolo del Polesine veneziano, e il teatrino moderno di plastica con queste figure un po' da Guiti. Quindi sono questi i 2 tasti. Diceva Pound, il critico più implacabile e più sincero alla fine è la memoria. Io mi ricordo, parlando di memorie e di maestri veneti, che il mio primo maestro fu uno scrittore, un bravo poeta e giornalista veneto, Carlo Della Corte. Venivo a trovarlo a Palazzo Labia 40 anni fa. Era un ragazzotto allora che studiava a Padova con Branca, Pullini e altri, Mengaldo, grandi professori, che mi stradavano, mi davano un po', insegnavano l'amore per la letteratura, per la scrittura, un mezzo per tirarmi fuori dalle mie paturnie per certi aspetti. E mi ricordo Carlo, ovviamente parlavamo anche con lui, come poi con Andrea Zanzotto, e con Luigi Meneghello, con Gigi e con altri, si parlava in dialetto veneto, perché per noi il veneto dialetto era già la lingua, non era un dialetto, aveva la nobiltà della lingua come per i friulani, in quanto consideravo il Veneto come una regione a sé stante, come una specie di Andalusia. E non lo dico io da provinciale, lo diceva Carlo Dionisotti nel suo grande manuale edito da Einaudi, Storia e geografie della letteratura italiana, in cui assieme a Maria Corti spiegava molto bene che l'Italia non è unita linguisticamente e né letterariamente, ma sono tante microregioni legate alla lingua che crea quegli autori. E il Veneto, come la Sicilia di Pirandello, di Sciascia, di Consolo, è uguale a certe regioni della Spagna che sono autonome con la loro lingua e le loro tradizioni. Il Veneto, con le sue 7 province e con i suoi infiniti inflessioni dialettali provincia per provincia, per me allora e tuttora è la mater matuta di questa cosa. Carlo è stato il primo a darmi questo insegnamento. Carlo Della Corte, ci trovavamo qui a Palazzo Labia. Io sono nato e vissuto appunto a Calabia, una borgata in cui vive ancora un mio carissimo fratello Leonardo, a cui dedico questo premio. E questi nobili si nobilitarono, erano dei miliardari veneziani del Settecento, bonificando quel lembo di Polesine veneziano che è appunto tra Cavarzere, Adria e Chioggia. E lì si crearono attorno alle loro corti queste borgate, Calabia. I calabiani è un mio libro. Quindi ritorniamo sempre lì. Mi diceva Carlo, tu, mi raccomando, non diventare uno scrittore cittadino o metropolitano, non andare a Milano né a Roma, le 2 capitali dell'editoria e dei giornali. Resta confinato in provincia, come tanti altri, e lavora sulla tua lingua e sui tuoi fantasmi. E si metteva a recitare, come sapeva fare Carlo, traendolo da un suo libro Mondadori, che era Un Veneto cantare, titolo di un suo piccolo poema voluto da Diego Valeri. Mi cantava sempre queste cose qua, come un bicchiere di rosso in un baccaro vicino a Campo San Geremia. Diceva, tornando da Milano dove aveva lavorato alla Mondadori,
e dopo ritornando qui nella sede veneziana, ritrovando amici che erano ormai scomparsi o distrutti, questi ex ragazzi diventati vecchi e rimbambiti, imbriaconi, diceva, siete tutti morti, diceva, tu siete me, tu siete dei 30 anni. E vengaria a pensare che tornando a Venezia, vengaria a trovare. E invece uno desfana i nervi, diceva, l'altro morto e buttato sul Colombert, siete tutti morti. E scriveva, partendo da questi suoi versi, quel bel libro di prosa che era di alcune comparse a Venezia. Ecco, io sono nato così, come scrittore e come persona, sulla base di una memoria popolare, senza ricami e senza arzigogoli politici o qua e là, ma popolare, veridico e veneto. Quello è il mio circuito, ovviamente traducendolo in Francia, in Messico e altrove, cioè locale ma mondiale, glocale si evita. Ho finito. Grazie, grazie mille. Grazie Simona Nobili. Il 7 novembre del 1970 Roma pianse e anche l'Italia, soprattutto il cuoricino d'Istria che Italia non era più. Si disperò tanto la Roma dei pizzicagnoli, postini, giocatori di carte e biliardo, fabbri, qualche impiegato, molti operai edili, prostitute, puttanieri, ladri, commercianti, papponi, tanti macellai, usurai. Quella città si ritrovò a riempire il palazzo dello sport dell'Eur come se il Colosseo non fosse mai esistito. All'Eur si accese l'astronave tra Viale Europa e la Cristoforo Colombo, tra il Palazzo della Civiltà e la fuga a Ostia. Si combatteva un match di pugilato mondiale. Nino Benvenuti, campione del mondo dei pesi medi, istriano, figlio di un pescatore, ma ormai romano e amatissimo da Roma come un console immortale, metteva in palio la corona contro Carlos Monzon, un pugile argentino semisconosciuto. Quando i romani ridevano di gusto mentre prendevano posto nel velivolo alieno, nessuno sapeva ancora che Carlos Monzon sarebbe stato il primo grande criminale di Roma. Prima ancora di vedere all'opera i Marsigliesi, Lallo lo Zoppo, prima del rapimento feroce di Paul Getty, della rampolla Mirta Corsetti, di Palombini. Roma non sapeva che un barbaro venuto da Santa Fe, con il viso scolpito nella pietra, con i capelli incollati, neri, da indio, alto 1,82 m per 72 kg e mezzo, rispetto al 1,79 m di Nino, avrebbe con un destro fracassato la città, facendole piangere un mare di lacrime. Non sapevano che era arrivato il primo criminale dei 70 con le braccia di un medio massimo, con la ferocia identica a quella di Roma, uguale, madre e figlio. Fu un match combattuto tutto di sinistro, ganci, montanti, jab di sbarramento. Eppure Nino Benvenuti non possedeva solo il gancio sinistro. Nino aveva pure il montante destro che metteva KO e di Monzon si sapeva che era un duro, ma poco tecnico. Pareva che i due pugili avessero soltanto un braccio e un pugno, il sinistro. Ma come un rapinatore a mano armata che calza il passamontagna per non essere riconosciuto e identificato, Carlos Monzon, invece di tirar fuori la pistola urlando "Fermi tutti! Questa è una rapina!", colpì di destro quando volle, per non mettere anzitempo Roma nel panico. Grazie Luca Penzo, grazie mille. E adesso chiudiamo la presentazione ed incontriamo l'ultimo dei finalisti,
Chiamiamo Aurelio Picca e con lui Massimiliano Forza della giuria tecnica che ci introdurrà alla gloria. Aurelio Picca, vieni da noi. Questo è il tuo microfono. Buonasera. Aurelio Picca è nato a Velletri nel 1957. Poeta, scrittore e giornalista, collabora con i più noti quotidiani e magazine del bel paese, scrivendo di letteratura e arte, cronaca e costume. Ha pubblicato i suoi libri con i più importanti editori italiani e ha vinto numerosi premi letterari come il Grisan Cavour, Alberto Moravia, Francesco Giovine, Roma, Città di Melfi, Hemingway e Flaiano. Dopo l'esordio del 90 con la raccolta di versi per punizione, 2 anni dopo seguono i racconti La schiuma. In seguito pubblica i romanzi Tutte stelle, Bellissima, Sacro cuore, Via volta della morte, Se la fortuna è nostra, Arsenale di Roma distrutta, Il più grande criminale di Roma è stato amico mio, il racconto autobiografico Contro Pinocchio. Nel 2023 ha scritto e diretto il docufilm Preghiera per Willy, lucida ricostruzione dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte. In questa raccolta di oggi, La Gloria, sulla rotta di gloriose figure dello sport, Aurelio Picca dà forma a 23 eccellenti racconti impregnati di vita vera, dove pulsa l'umanità dei protagonisti, ma anche l'inevitabile miseria del mondo circostante. Ritrae personaggi impavidi ma allo stesso tempo spaesati, tenaci sotto i riflettori ma fragili fuori dalla ribalta. È l'epica a scorrere tra le sue parole, ma anche la perdita, lo smarrimento, la solitudine. Una prosa scorrevole, incisiva, risoluta e convincente si mescola alla romanità in un unicum che mette d'accordo realtà e furore, regalando al lettore la gloria promessa dal titolo. Sostenuta dall'impeto passionale del narratore, la scrittura non cede mai alle lusinghe della ridondanza e procede sempre misurata. L'autore sa trasferire sulla pagina la realtà, aggiungendo sempre qualcosa di poetico, che nella difficile alchimia della narrazione la trasforma quanto basta per slegarla dalla cronaca e consegnarla nelle mani della letteratura. Aurelio Picca, La gloria, Baldini più Castoldi editore. Grazie. Buonasera, viva Mestre, viva la Serenissima e viva la magnifica patria di cui io sono cittadino onorario, per ribaltare, diciamo, il dazio di questo libro che forse paga di romanità, ma così non è. Mi sono trovato a scrivere inavvertitamente una trilogia su Roma, ma ho scritto anche gialli su Urbino, esempio, no? Ecco. Quindi rivendico il diritto della storia della letteratura italiana e anche di questa parte, dicevamo ieri, dell'Appennino della lingua osco-umbra che poi devia sull'Adriatico, no? Ecco, perché dicevo ieri appunto che l'unica alba che mi è possibile è quella dell'Adriatico. Non a caso Venezia, pure Thomas Mann sbaglia, perché la descrive dal dietro, e invece è stata progettata come la visione dell'Oriente, no? E così è per me quando da ragazzino andavo, perché mi andava appunto di essere trascurato senza manco entrare in un museo. Una volta mi rubarono l'auto a Piazzale Roma e la portarono a Mestre, perché il deposito delle auto rimosse era a Mestre. Allora io presi, ma avevo 18-19 anni, e venni per la prima volta a Mestre, poi sono tornato e poi adesso ho trovato questa città che sa anche un po' di Detroit, paradossalmente. Comunque, io ho scritto questo racconto che avevo già scritto sul corpo, è un racconto che riguarda molto poco i muscoli in fondo e molto l'infanzia. È un racconto dove io ho cercato di spostare sempre sulla vitalità, la sensualità, perché non ho mai creduto nella scrittura senile e quindi ho sempre pensato che io possa essere uno scrittore fino a quando credo di consumare tutte le mie giovinezze. Ora sono alla quarta, quinta,
quando non ne avrò più smetterò di scrivere. Ecco, perché ho bisogno del corpo, ho bisogno, come diceva Conrad, di Maupassant, ho bisogno che appunto che alla penna arrivi non solo i neuroni, arrivino, ma anche il sangue, i nervi, le pulsioni. L'infanzia perché racconto tutti i campioni che io non sono stato per ragioni curiose, come succede a tutti, no? E cioè il pugile, il quattrocentista, il corridore di auto, il pilota e altro. E poi ho avuto lo strano destino di conoscere i campioni prima da bambino, perché i miei nonno e i miei zii mi portavano a vedere le gesta dei grandi campioni non solo a Roma ma per l'Italia, quindi ho visto i grandi match a 10-11 anni di pugilato, i calciatori, perché in fondo questo è un libro, sì, con la chiave sportiva, ma è una chiave che racconta la realtà, quindi c'è una moltitudine di personaggi, di situazioni, di vita, di cambio di stagione, c'è perfino la corrida, insomma, ecco, che è una danza al di là dell'orrore, insomma, della morte, ma poi, insomma, c'è il cielo di Siviglia, che Hemingway diceva rispetto, se si pensa a quello italiano rispetto a quello di Siviglia è un cielo sentimentale. E poi da grande ho avuto il privilegio di diventare amico di molti campioni, è molto curiosa questa cosa. E quindi ho conosciuto Monzon, Benvenuti, Fiasconaro, Pietro Mennea, eccetera, che non ricordo più, perché poi non sembra, ma mi emoziono. E quindi ho voluto, come dire, raccontare la gloria e ho pensato che in qualche modo tutti noi, ma non solo quelli che fanno sport, ma anche quelli che vincono i campioni, ma anche quelli che perdono, che non diventano campioni, ma anche nella vita quando si misurano in una sfida, perché quello che mi interessava la sfida, ancora la sfida del corpo, la sfida remota, che prende le mosse, per dirla come dicono i francesi, tout court tra Achille ed Ettore, ancora la sfida reale, no? Tra corpi, tra pensieri del mondo, cosa che non avviene più, perché ora, insomma, ci pensa il pensiero globale, la televisione, a toglierci le sfide, ma anche il corpo ci sta togliendo. E quindi volevo mettere in campo questa sfida anche dell'onestà, della lealtà tra gli atleti, ma che si ripete anche nella vita. Quindi tutti noi abbiamo sentito a un certo punto il sapore della gloria, che è un paradiso in cielo, no? In terra, prima di eventualmente andare in paradiso. Io spererei tanto per il purgatorio, perché è primaverile, è una bella stagione, lì c'è quell'oceano sotto e l'arcangelo Nocchiero è squisitamente dolce, e poi si vede il zaffiro sopra, il nono cielo della luna, che mi incanta sempre. Insomma, io sono un gemmologo e la pietra che amo di più appunto è lo zaffiro. E quindi accade che la gloria è un momento nel quale c'è un'energia che parte dalla terra e la luce del cielo che cala e a mezza altezza ci tocca. È anche un po', forse perché della fatal quiete tu sei il mago, a me si scendi cara o sera, ecco, Foscoliana appunto, che ha frequentato questi luoghi, grande, che ha dimenticato. Si parla sempre di Leopardi in Italia e mai, ora sto scrivendo un film su Foscolo, chissà se si farà. È stato qui appunto a scrivere l'Ortis sugli Eugani. Quindi viva Mestre, viva la Serenissima e viva la magnifica patria. Grazie. Giacomo Casanova nacque nel 1725, esattamente 300 anni fa. Era il caso di parlarne, io credo. Anche perché è passato alla storia, lui credo, per certi versi si è fatto passare per esclusivamente quasi, no? Un seduttore. Viene sempre ricordato così, si dice sei un Casanova, è diventato addirittura un sostantivo. E tuttavia Casanova è stato molte altre cose, perché
è stato un discreto violinista, è stato un viaggiatore, è stato spia della Serenissima, è stato massone. Pare che si sia addirittura laureato in giurisprudenza a Padova, almeno lui così scrive. Di certo era figlio di 2 attori, Gaetano Casanova, il padre, che morirà quando lui ha soltanto 8 anni, e la madre, Zanetta Farussi, anche lei attrice di grande successo, spesso in giro per l'Europa, motivo per cui lui a 9 anni viene in qualche modo portato a Padova, e da lì insomma la sua formazione passionale ma anche accademica. E questo in qualche modo fa di Casanova un picaro, perché lui è orfano ed è un viaggiatore, suo malgrado, perché spesso da Venezia viene bandito, perché, come dire, è un sovvertitore dell'ordine pubblico per ovvie ragioni, e è un avventuriero, perché come dice lui, avendo pochi soldi, è avventuriero quasi per necessità. Tuttavia, Casanova è senz'altro un grande autore, ed è il motivo per cui questa sera ne parlo, perché l'Histoire de ma vie che lui scrive alla fine della sua vita, tra il 1787 e il 1798, nel castello del duca di Waldstein a Duxa, Dukov in Boemia, è l'invenzione del romanzo autobiografico. Letterariamente parlando, Casanova è il punto di congiunzione tra il romanzo picaresco e il romanzo autobiografico. La cosa interessante è che sempre nel 1787 Goldoni scriverà i memoir. Entrambi scrivono le loro memorie in lingua francese, ma Casanova già nel 1779 aveva scritto un racconto autobiografico, Il duello, che parla del duello alla pistola con il conte Branicki per una questione di onore e di attrici, e nel 1787 Storia della mia fuga dai piombi, che sono 2 racconti fulminanti, affascinanti, sono 2 mini, in qualche modo, feuilleton. Voglio leggervi la prefazione che Casanova fa al suo stesso racconto, aprendo una polemica con Jean-Jacques Rousseau, perché credo che questo breve brano restituisca la temperie del tempo e il temperamento letterario e stilistico di Casanova. Jean-Jacques Rousseau, famoso recidivo, eloquentissimo scrittore, filosofo visionario che assume aree di misantropia e ambisce di apparire un perseguitato, scrisse una prefazione alla sua nuova Eloisa veramente unica. Insulta il lettore e tuttavia non l'indispone. Oggi è di moda premettere a ogni libro una breve introduzione. Ne scrivo quindi una anch'io, ma solo per farmi conoscere e per conciliarmi la tua simpatia, o amico lettore. Spero constaterai che io, infatti, non ho pretese riguardo allo stile né la presunzione di offrirti nuove e sorprendenti scoperte in materia di morale, come l'autore che ho testé citato, il quale non ha mai scritto come si parla e, invece di ragionare in base a un sistema, emette aforismi risultanti dalla casuale concatenazione delle sue bollenti circonlocuzioni e non dalla fredda ragione. I suoi assiomi sono paradossi, buoni a far starnutire lo spirito, ma assaggiati alla coppella del discernimento si disperdono in fumo. Ti prevengo, lettore, che in questa storia null'altro troverai di nuovo che la storia stessa, perché su ciò che concerne la morale Socrate, Orazio, Seneca, Boezio e tanti altri hanno già detto tutto. Quello che si può ancora fare consiste solo nel tracciare qualche ritratto e non occorre avere un genio eccelso per comporne finanche di graziosissimi. Ebbene, come sentite, uno stile irridente, beffardo, elegante, colto, e in questo Casanova ha credo anticipato e forse è stata un'ispirazione per tanti autori che sono arrivati dopo. Penso al grande romanzo ottocentesco francese. Forse sono assonanze casuali, ma pensate alla
fuga di Edmond Dantes dallo Château d'If con l'abate Faria e Casanova che fugge dai piombi insieme al frate Balbi. È un caso che Julien Sorel sia un giovane seduttore nel rosso e il nero, che tutto sommato un po' ricorda quel giovane abatino che era Casanova, le sue prime esperienze amorose. E ancora potrei continuare con Fabrizio del Dongo, La Certosa di Parma, o con Lucien de Rubempré, delle Illusioni perdute di Honoré de Balzac. Chiudo dicendo questo, che il primo grande successo presso il pubblico Casanova lo ottenne con questi due racconti, La fuga dai piombi e Il duello, e io credo che nel più antico premio letterario dedicato alla letteratura del racconto, bene, celebrare un autore nei suoi 300 anni di due fulminanti racconti, che inventa il racconto e poi il romanzo autobiografico, mi sembra un imperativo categorico. Grazie, buonasera a tutti. Grazie ai nostri bravissimi musicisti, vi volevo ringraziare Luca Penzo e Tiziana Gasparoni. Volete venire qua davanti? Fare un inchino più da vicino così vi vedono meglio. Bravi. Grazie. E avrete sicuramente riconosciuto Matteo Strucul. Matteo è entrato quest'anno nella giuria tecnica del Settembrini, sostituendo il professor Magno Pliva dell'Università di Padova, che non smetteremo mai di ringraziare perché per tanto tempo ha contribuito ad animare con il suo team di studenti le finali del premio, con vivaci book trailer. Matteo Strucul, non ha bisogno di presentazioni, è un onore avere qui uno degli scrittori veneti più letti e tradotti nel mondo, in più di 40 paesi. Grazie, quindi io lo ringrazio. Vorrei chiamare qui, perché è arrivato il momento dello scrutinio, a breve conosceremo il finalista, invito a raggiungermi sul palco per la Regione del Veneto il dottor Daniele Bortolotti e la dottoressa Claudia Lucchetta dell'Unità Organizzativa Attività Culturali e Spettacolo, e per la famiglia Settembrini Daniela Nogarin e Grazia Di Marcantonio. Grazie, rilevo. Grazie a voi. Quindi stiamo procedendo in diretta? Camilla Costanzo. Camilla Costanzo. Grazie. Camilla Costanzo. 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 Francesco Permunian. Camilla Costanzo. Aurelio Picca.
Francesco per Munian. Camilla Costanzo. Camilla Costanzo. Camilla Costanzo. Camilla Costanzo. Camilla Costanzo. Francesco per Munian. Camilla Costanzo. Camilla Costanzo. Camilla Costanzo. Camilla Costanzo. Questa è l'ultima, Jane. È Camilla Costanzo. Vince dunque la 62esima edizione del Premio Letterario Regione del Veneto Leonilde e Arnaldo Settembrini, Città di Mestre, Camilla Costanzo con 26 voti. Fate una foto e c'è un no, non credo ci sia niente da tenere, no. Allora venite davanti al tavolo, sì, così potete fare la foto. Camilla, ti do il microfono. Come ti sei sentita? No, ti prego. Allora, è quello che stavo dicendo ai miei colleghi autori che nel frattempo sono diventati degli amici, dietro le quinte. Non ho mai vinto nulla in vita mia, è la prima volta che vinco qualcosa, quindi grazie, grazie davvero, sono veramente felice per l'esperienza e per aver fatto tanto lavoro. Grazie a Mondadori e a Francesca che è qui con me oggi. E grazie alla Città di Mestre, grazie a tutti, io posso dire solo grazie, non ho veramente nessun'altra parola che grazie. E ringrazio anche però i miei colleghi, se possono venire qui con me, Francesco e Aurelio. Per favore venite? No, perché nel frattempo... Venite, vi vuole accanto. Vi voglio qua, con me. Vi vuole vicini. Aurelio, vieni qua. Li voglio con me. Aurelio, ecco. No, perché nel frattempo siamo diventati amici, è vero o no? E quindi li voglio vicino a me. Grazie, veramente non ho altre parole che queste. Grazie davvero. Grazie a tutti, grazie mille. Bene, io finisco qui, ma vi lascio nelle ottime mani di Giancarlo Marinelli, che è il nostro presidente della giuria. Buonasera. In verità non bisogna nutrire i serpenti, non è una frase di Giacomo Casanova. O per meglio dire, non sappiamo se lui l'abbia veramente scritta o detta. Ed è per questo che l'abbiamo scelta come titolo della 62esima edizione del Premio Settembrini. Abbiamo scelto una frase che per un certo mondo, in verità quello imperante, di internet, della rete, è attribuibile
a qualcuno è ascrivibile, in questo caso a un uomo, che dopo un'attenta ricerca abbiamo scoperto essere estraneo all'atto creativo. Beh, sapete, su Casanova, così ben tratteggiato da Matteo Struccul, questo gioco al massacro della realtà non reale, della verità dissimulata, assume contorni e proporzioni moltiplicanti, esponenziali. Le donne avute, amate o solo conosciute, i romanzi compiuti o solo abbozzati, gli aforismi per l'appunto, le frasi più o meno apocrife, ma persino i viaggi, la famiglia, gli amici. Si entra dentro un labirinto dove risalire al seme della verità è finanche impossibile. E così rientrando, ristudiando questo mare magnum, beh, sapete, io l'ho capito, in verità noi l'intelligenza artificiale l'abbiamo inventata da sempre. Perlomeno nel suo sistema, nella sua impalcatura concettuale, e cioè se per intelligenza artificiale, quindi estranea, intendiamo quel alluvionale concentrato che in un colpo solo converge su un'unica idea creativa, su una sola persona, su una sola storia, beh allora che operazione abbiamo fatto noi con Casanova, con Gandhi, con Kennedy, con Martin Luther King, con chi volete voi? Non li abbiamo forse, attraverso gli strati del tempo, vestiti di abiti che sono nostri e non loro? Non li abbiamo riempiti di tumulti, passioni, segreti, palpiti che sono nostri e non loro? In fondo tutti questi personaggi non sono così simili a quello schiaffo ricevuto dallo sciagurato Macron per mano di una moglie infuriata, rubato da una telecamera all'apertura dell'aereo presidenziale. Ma che cos'era quello schiaffo? Era reale e coperto con un alibi dall'intelligenza artificiale che non c'entrava, ma che fingendo di averlo creato l'ha reso così finto, oppure era realmente un'invenzione di un'intelligenza estranea. Sì, dovremmo smetterla di nutrire i serpenti, e badate bene, quando parlo di serpenti non mi riferisco a quelli fuori da noi, ma a quelli che abbiamo tutti dentro, in egual misura. Dovremmo smetterla di falsificare ogni cosa, di deviarla, di traviarla, di inquinarla, di contaminare con i nostri sonagli di tenebra i visi, i baci, le storie degli altri, sino a incappucciarli, sino a bendarli, ad accecarli con il nostro strisciare, come avete visto sul sipario nel prologo immaginifico di Francesco Lopergolo, che mai finirò di ringraziare. Eppure sembra che non abbiamo scelta. E questa, guardate, è la lezione più straordinaria di Casanova. È il suo materico esercizio di stile. Perché non c'è concesso di vivere liberi senza al contempo privare un poco di libertà che ci sta accanto. Non ci è consentito di raccontare una storia e nello stesso tempo di edulcorarla. Non ci è consentito, non possiamo, forse non sappiamo nemmeno amare senza anche solo impercettibilmente calpestare. Non riusciamo a guardare in faccia la tanto ostinatamente invocata e cercata verità se non con delle lenti, con degli strumenti, con delle montature così spesse agli occhi da farci vedere solo buio, perché come dice Kierkegaard, è come Dio, che per crederci vogliamo assolutamente che si riveli e non sappiamo che se davvero lo facesse, se a noi si dimostrasse, non soltanto non potremmo raccontarlo a nessuno, ma non riusciremo nemmeno a essere presenti a noi stessi nell'attimo della rivelazione, perché quella immane purezza in quello stesso istante ci polverizzerebbe, ci annienterebbe.
non bisogna nutrire i serpenti, ma non possiamo farne a meno. Sapete, c'è della straziante bellezza e tenerezza in tutto questo. Perché se è vero che per raccontare, per vivere una storia dobbiamo strisciare sui piedi, è ancora più vero che grazie a noi poi chi la legge impara a volare. Grazie.